100 anni fa l'altopiano dei 7 comuni, come gran parte delle montagne del Veneto, veniva devastato dal macello della Prima Guerra Mondiale. Oggi a ricordare quei giorni ci sono le buche delle granate nei prati sui quali pascolano le mandrie, ci sono i sacrari, gli ossari, le testimonianze della memoria, ma oggi si parla del Milite Ignoto, si torna a parlare del Milite Ignoto, un omaggio alle migliaia, decine di migliaia di caduti di tutte le bandiere che sono rimasti insepolti senza nome in questo territorio. La staffetta Cremisi non poteva mancare come tappa in tutto l'altopiano di Asiago, dove ci sono stati dei cruenti combattimenti, ed è per questo che siamo partiti prima da Gallio, dalla chiesetta lì dove sono state raccolte tutte queste salme, e scelta la numero 3. Adesso ci spostiamo qui ad Asiago, dopo questa chiesetta ci sposteremo al Sacrario del Leiten, dove il numero è impressionante, non tanto sì dei caduti che sono 50.000, ma 33.000 sono ignoti. Oggi noi ricordiamo tutti i militi ignoti di queste montagne e di tutta Italia. Ancora oggi noi tumuliamo ogni anno i resti di soldati che rinveniamo nei nostri boschi. Credo che questa tragedia non debba essere dimenticata, ma anzi devono essere trasmesse alle giovani generazioni quei valori di unità e anche di sofferenza che questi ragazzi, che questi uomini hanno condiviso sulle nostre montagne. C'è un'emozione incredibile, brividi alla pelle fin da questa mattina dalla partenza di Gallio per l'arrivo qui in Parco della Rimembranza, quindi veramente un'emozione, una compartecipazione, si sente, si vede che le persone hanno partecipato con il cuore, con la passione e con la testa sul pensiero, sul Milite Ignoto.